Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, redi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Conferenza stampa di fine anno da parte di Confartigianato Imprese Udine per trarre un bilancio 2022 tra tanti bassi ma anche con dei piccoli barlumi di speranza, come ci conferma il presidente Graziano Tilatti. Diciamo che oggi abbiamo un mini saldo positivo e dopo anni di tanto rosso. Questo è un segnale positivo che vuol dire che comunque gli artigiani sono resilienti e sanno rispondere a tutte le possibili intemperie o crisi che gli stanno capitando. Presidente, questione giovani e partita IVA, che segnale ha ricevuto dai vertici del Palazzo? Diciamo su questa misura che noi stiamo lanciando anche sul livello nazionale, diciamo, non abbiamo avuto risposte immediate, in particolare in questa finanziaria che non aveva certamente spazi per queste misure, ma ci hanno promesso la Premier quando è venuta all'Assemblea nostra generale e i ministri che hanno in mano questi argomenti che proveranno a studiare la fattibilità della nostra proposta, che è una proposta semplice: 5 anni di franchigia fiscale, di adempimenti fiscali, un prestito d'onore restituibile in 10 anni e un contributo in conto capitale per le spese essenziali di partenza. Questo andrebbe incontro, mette in tranquillità queste imprese che vogliono, queste persone che vogliono mettersi in proprio, che vogliono aprire impresa, e dargli quel minimo di tranquillità per poter passare il secondo e il terzo anno, dove c'è di solito abbiamo notato che cominciano a presentarsi le prime crisi. Se ciò avviene, poi alla fine non tutte magari proseguiranno, ma un buon 60-70%, e queste potrebbero diventare poi avere un effetto moltiplicatore sull'economia, andando anche a garantire la staffetta generazionale. 2023, tra resilienza e ripartenza. Un imprenditore di suo deve essere sempre ottimista. Ci sono tanti nuvole che stanno viaggiando sopra di noi, ma siccome noi abbiamo scoperto un'altra nostra caratteristica degli artigiani, quella di essere smart, intelligenti nella resilienza, ce la faremo anche quest'anno. Io credo che se l'economia riparte potremo avere anche una maggior serenità a livello sociale. Concludo dicendo che concludiamo anche facendo gli auguri a tutti gli spettatori con un invito a comprare artigiano, a aiutare le piccole imprese a sopravvivere e che poi diventano a loro volta un elemento di sviluppo economico e sociale.